Bentornati allo scrigno del calcio, ciao a tutti, bentornati sul canale, un nuovo video ogni giorno. Allora, il Milan oggi in questi giorni ha comprato Kyle Walker, storico difensore terzino del Manchester City, che dovrebbe rinforzare la squadra di Sergio Conceição. Quando io ho sentito questo nome abbinato al calcio italiano mi è venuto in mente immediatamente un altro Walker che più o meno 30 anni fa, un po' più di 30 anni fa, calcò con poca fortuna i campi della Serie A. Parliamo di Desmond Walker, difensore inglese della Sampdoria. Era un po' il periodo in cui c'era questa poca sintonia tra calciatori inglesi e calcio italiano. Abbiamo raccontato tempo fa la storia di Ian Rush alla Juventus, una marea di gol a Liverpool, un flop in Italia, ma gli stessi milanisti Hatley e povero il compianto Ray Wilkins non è che avessero brillato particolarmente, per non parlare di Luther Blissett, insomma. Più particolare la storia di Gascoigne, lì non era un problema di calcio italiano, era un problema proprio suo, di problemi suoi personali. Nel 1992, nell'estate del 1992, la Sampdoria, che riparte, chiuso il ciclo di Vujadin Boskov, di Gianluca Vialli, persa la finale con il Barcellona a Wembley, riparte per un nuovo ciclo. In panchina c'è Sven-Goran Eriksson, e uno degli acquisti più importanti dell'estate dei blucerchiati è proprio l'inglese Walker, che è classe 1965, quindi arriva già abbastanza esperto, esploso al Nottingham Forest sotto la guida del famoso allenatore Brian Clough, che tra l'altro lo aveva esaltato moltissimo. Aveva esordito con la nazionale Under 21 e nel 1988 con la nazionale inglese, con la nazionale A. Aveva disputato anche ottimi mondiali nel 1990, in particolare nella partita contro l'Olanda si era ben disimpegnato. Nel 92 arriva alla Sampdoria. Il calcio italiano era un po' la grande meta dei calciatori di tutta Europa, di tutto il mondo all'inizio e a metà degli anni 90, un calcio molto difficile, molto complicato soprattutto dal punto di vista tattico, ma Walker ci arriva con ottime credenziali, bravissimo in anticipo, a parte molto alto, molto forte fisicamente, bravissimo in anticipo, veloce, ha tutte le caratteristiche per ben figurare in Serie A. In più va a far coppia con Pietro Vierkovod. La Sampdoria è una delle squadre potenzialmente più forti della Serie A e con una delle difese migliori, con Pagliuca in porta. Insomma, Walker non fa altro che andare a rinforzare la squadra doriana. Qui gli era stato dedicato anche un bel approfondimento estivo del Guerin Sportivo con interviste. C'era l'identikit, io me li leggevo tutti questi identikit, c'erano i piatti preferiti, la macchina preferita, era un po' l'unico modo che avevamo di scoprire ciò che c'era fuori dal campo dei calciatori, soprattutto dei nuovi calciatori che arrivavano. Oggi probabilmente basta seguirli sui social e si ha un po' un quadro generale della situazione. Peccato però che in campo le prestazioni inizino a essere tutt'altro che positive. Walker esordisce in estate, ad agosto, a fine agosto, contro il Cesena, Sampdoria-Cesena. Finisce 2-1, si inizia a capire che non c'è molto dialogo con Vierkovod, che sembra costretto a rimediare un po' agli errori dell'inglese. La Sampdoria si porta sul 2-0 a Marassi e poi proprio un errore di Walker fa scaturire il gol del Cesena di Pazzaglia. Non sembra una cosa particolarmente grave, se non fosse che al ritorno il Cesena vince 1-0 ed elimina clamorosamente la Sampdoria dalla Coppa Italia al primo turno, quindi già si parte molto male. Poi arriva l'esordio in campionato, Sampdoria-Lazio 3-3. Qui vi faccio vedere il contrasto con Ridley, Karl-Heinz Ridley, forte centravanti tedesco della Lazio. Qui c'è Walker che prova a contrastarlo. La Sampdoria inizia a subire troppi gol, ma un po' in generale si intuisce che l'inglese non sia ancora riuscito a capire il calcio italiano, che fatichi troppo
spesso sbaglia i movimenti, spesso sbaglia il fuorigioco, la Sampdoria prende tanti gol e come ho detto prima sembra quasi che Vierkovod debba fare il suo lavoro e quello di Walker, che oltretutto, come spesso accade agli inglesi, non impara l'italiano e quindi c'è difficoltà di comunicazione. Non è come oggi che l'inglese è un po' la lingua di tutti e che nelle squadre ci sono pochi italiani e l'inglese ormai è il modo con cui gli allenatori comunicano spesso e volentieri con il gruppo. All'epoca chi veniva in Italia o imparava l'italiano o si trovava in difficoltà. Walker si trova molto in difficoltà, tra l'altro la Sampdoria prende anche delle imbarcate abbastanza importanti, prende 4 gol contro la Fiorentina. Eriksson comincia a capire che deve rivedere qualcosa, anche perché la squadra si allontana molto presto dalle zone alte della classifica. Poi succede che a fine febbraio, la Sampdoria perda ancora 4-0 in casa del Milan, capolista, e c'è un episodio che io mi ricordo di cui si parlò tanto, perché uno dei 4 gol del Milan lo mise a segno Papen. C'era una partita con la pioggia, ricordo, ci fu un cross, la palla praticamente rasoterra e Papen, invece che andarci di piede, ci andò in tuffo di testa, riuscì a fare gol, ma mise la testa sotto i piedi proprio di Walker e ci fu una polemica perché si disse che il gol poteva essere annullato per gioco pericoloso, cioè che Papen aveva messo se stesso in pericolo, quindi si era autofatto un gioco pericoloso mettendo la testa sotto il piede di Walker. Sembra una cosa abbastanza assurda. Adesso ve lo faccio vedere pure il gol. Questo intanto era la locandina, diciamo il servizio completo di quella partita di Milan-Sampdoria 4-0, e vi faccio vedere anche questo gol. Adesso io non so quanto riusciate a capire, però se vedete qui dove ho il dito si vede proprio Papen che colpisce di testa quasi rasoterra. Secondo me fu una genialata quella del francese, altro che gioco pericoloso. Soltanto a un grande attaccante poteva venire in mente di fare questo gol. Il gol del 2-0, c'è anche il disegnino qui quella che il Guerri Sportivo chiamava la moviola, in cui viene riprodotto proprio il gol del francese. Da questa partita qui iniziano anche ad esserci delle polemiche su Walker, che continua a giocare, ma si capisce che tutta la Sampdoria, a partire da Eriksson, ormai ha perso un po' le speranze con lui, ha perso la fiducia, tant'è che nell'estate del 1993, dopo che la Sampdoria è finita fuori anche dall'Europa, è arrivata settima in classifica a un punto dalla qualificazione UEFA, c'è una sorta di epurazione e anche Walker ne fa le spese, viene ceduto, andrà a giocare allo Sheffield Wednesday, dove rimarrà per 8 stagioni, giocando più di 300 partite, prima di un breve ritorno al Nottingham Forest, dove chiuderà la carriera laddove l'aveva aperta, e chiude la sua la sua esperienza italiana con 30 presenze e nessun gol, 32 in tutto, sommando le 2 sfortunate di Coppa Italia. E io, per chiudere, vi ho portato questa figurina, che erano le figurine score che si inserivano nel raccoglitore, non erano autoadesive, non erano adesive, e in cui dietro, non leggerete nulla ovviamente voi, a malapena lo leggo io, c'è una piccola presentazione in cui si osanna tantissimo il difensore inglese. Io ve la leggo brevemente. Aveva sempre considerato l'Italia un punto d'arrivo ed eccolo finalmente nel cosiddetto campionato più bello del mondo. Questo difensore, che qualche stagione fa pareva dovesse arrivare alla Juventus. Fortissimo atleticamente, formidabile negli stacchi aerei, ha dalla sua la capacità di mantenere un rendimento elevatissimo, molto costante. Sembra un po' quando Mai dire gol scriveva le ultime parole famose e poi mostrava quello che era successo in campo. Contento del sole e della cucina italiana, specie le lasagne, almeno in qualche modo.
il Sor Walker, come si dice a Roma, si è consolato, almeno ha mangiato bene. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, io torno domani, ciao a tutti.